La barca sta partendo da qui, dal Moletto. Processione per via mare del Cristo e della Madonna. È iniziato il percorso di questa splendida processione. Il legame fra le persone, l'unione fra la gente della Marina, la gente di tutto il paese. La gente della barca saluta i fedeli nella spiaggia. Sì, e tutti i fedeli, e questi qua per la maggior parte sono anche persone che vengono qui in vacanza. Io sono il presidente dell'Associazione Musicale Santa Cecilia, abbiamo appena vissuto, penso, uno dei momenti più belli di questa giornata, la processione al mare. Navigare le acque delle profondità dell'uomo. Il maestro della banda Fabrizio Sicilia. È un'emozione unica aver potuto suonare appunto allo scoglio di Brolo con la nostra banda. Adesso vedete la Madonna e il Cristo in processione sulla spiaggia che stanno rientrando. Ma facciamo un passo indietro, amici di Bella Sicilia. Vi raccontiamo i momenti più emozionanti vissuti per la festa della Marina durante la processione a mare. Il legame prima di tutto, il legame fra le persone, l'unione fra la gente della Marina, la gente di tutto il paese, la voglia di unirsi per poter creare qualcosa anche piccola o anche come la nostra festa. Io sono il presidente dell'Associazione Musicale Santa Cecilia, abbiamo appena vissuto, penso, uno dei momenti più belli di questa giornata, la processione al mare, anche se con un corpo ridotto, appunto, con pochi membri, perché appunto la barca non permette la partecipazione di tutti i nostri associati. Comunque è stato veramente bellissimo poter trascorrere questi momenti sul mare e vedendo il meraviglioso scoglio di Brolo. Con gli uomini della Guardia Costiera a garantire la sicurezza in mare. E adesso è iniziato il percorso di questa splendida processione che si dilungherà per tutto il lungomare di Brolo e anche, diciamo, le contrade che ci sono a mare. Adesso dal centro proprio del paese, del lungomare, ci stiamo dirigendo verso la parte a Messina del paese e passeremo davanti ai lidi che ci sono qui davanti fino ad arrivare al ricovero delle barche comunale che c'è lì in fondo, e dopodiché faremo una prima tappa allo scoglio per salutarlo e continueremo poi per il litorale andando dalla parte, diciamo, zona Palermo. Nel frattempo sentiamo dei fuochi. Certo, tutto questo sarà accompagnato comunque dagli effetti scenografici che caratterizzeranno anche i vari passaggi, fino ad arrivare all'ultimo, e non vi sveliamo quello che ci sarà, che sarà molto particolare perché verrà fatto nel simbolo, diciamo, del nostro mare, che è lo scoglio, però non vi vogliamo svelare la sorpresa. Processione per via mare del Cristo e della Madonna. Noi ieri sera abbiamo fatto la processione per le vie del quartiere dove abitano le famiglie storiche dei pescatori. Questa sera invece si va per mare e quindi la processione si svolgerà lungo il litorale di Brolo, salutando ovviamente tutti i vacanzieri, tutti i bagnanti che sono sulla spiaggia, che rispondono
con entusiasmo a questo passaggio, al saluto che si fa dalla barca, perché in ogni caso sentono, cioè la visibilità di quel Cristo che passa suscita qualcosa anche in chi dovesse avere anche una fede un po' fragile o forse non chiara, suscita quel desiderio di rispondere al saluto, quindi è una connessione che si crea nel profondo del cuore. Si va lungo il litorale, si raggiunge il limite del comune di Brolo, poi si ritorna indietro, quindi Cristo e Maria insieme sulla barca a navigare le acque delle profondità dell'uomo. Per fare capire anche il coinvolgimento è quello che le persone vedono in questa, scusatemi se uso il termine manifestazione, vi facciamo vedere quanta partecipazione c'è, che è una cosa che riempie tanto il cuore e fa capire quando le cose vengono fatte in una certa maniera come vengono apprezzate. Dove c'è Cristo, dove c'è Maria, lo sguardo è sempre proiettato a un mondo che somigli più al regno di Dio. Non semplicemente a un mondo migliore, ma a un mondo che somigli davvero al regno di Dio sulla terra, e quindi un regno di giustizia, di amore e di pace. Grazie. Grazie. Sono il maestro della banda Fabrizio Sicilia. È un'emozione unica aver potuto suonare appunto allo scoglio di Brolo con la nostra banda, un repertorio misto tra musiche popolari e marce militari. È un'emozione unica, siamo davvero felici e contenti. Grazie Brolo, grazie a tutti. E guardate i toccanti momenti che viviamo oggi a Brolo, giornata conclusiva della festa della Marina. Ora ci mettiamo da destra così di vedere da dietro. Rappresentano un appuntamento tradizionale, rappresentano un appuntamento con la religiosità, ma rappresentano anche un attimino un appuntamento con la tradizione e con la storia di questo quartiere, del quartiere Marina, rappresentano anche la valorizzazione di quelle che sono le nostre bellezze naturali, la nostra spiaggia, soprattutto il nostro scoglio. È un'emozione che si ripete ogni anno, quella di vedere la riemersione del Cristo degli Abissi, quindi questo è uno degli appuntamenti con i quali parte una stagione estiva che quest'anno è particolarmente suggestiva e particolarmente importante, almeno per quanto riguarda l'impegno dell'amministrazione comunale, e speriamo che sia un buon viatico per un'estate veramente tutta da vivere e tutta da seguire. E guardate quanti presenti oggi a voler vivere questo momento. La cosa più bella è sicuramente rappresentata dall'arrivo di tantissime altre barche rispetto alla partenza, e allo stesso tempo mi va di fare un ringraziamento da parte dell'Associazione Marina, soprattutto a Calogero Tumeo, per la sua disponibilità che ci dà sempre. Perché si rappresenta comunque una delle famiglie storiche della marineria brolese, e appunto è bello portare avanti le tradizioni e lui non ci manca mai d'aiuto. Grazie. Ed ora al tramonto, destinazione Scoglio di Brolo, con il Cristo degli Abissi che abbraccia la comunità.
La nostra associazione porta veramente con sé un bagaglio culturale e storico veramente molto, molto ampio, perché la nostra associazione ha circa una storia centenaria, le origini infatti risalgono a circa il 1900, come potete vedere però il nostro complesso bandistico permette il coinvolgimento non soltanto di giovani ma anche di persone un po' più in là con l'età, è un modo anche per cercare di coinvolgere più generazioni che hanno come minimo comune denominatore la passione verso la musica, ed è quello che cerchiamo di fare giorno dopo giorno con le prove, con la partecipazione alle feste tradizionali, vivendo momenti veramente indimenticabili. Noi vi facciamo tanti complimenti per le emozioni che avete regalato e in bocca al lupo per il vostro futuro. Grazie, grazie mille. Grazie mille. Sicuramente e così fa apprezzare di più le bellezze paesaggistiche del nostro paese. Oggi il mare e il tempo in generale ci ha favorito e ci sta regalando una bellissima giornata e ci sta facendo godere di un tramonto che fa invidia ai migliori posti del mondo. Guardate lo spettacolo che abbiamo dietro le spalle. E adesso siamo qui al nostro splendido scoglio, che rappresenta anche la forza del nostro paese. Un plauso lo diamo soprattutto alla banda di Ficarra, che ormai è 3 anni che ci accompagna con le sue colonne sonore. Adesso, dopo aver dato questo primo saluto allo scoglio, proseguiamo per il litorale brolese e andiamo alla parte estrema, lato Palermo. E naturalmente diciamo un grandissimo grazie a Padre Enzo, che cerca di accomunare tutta la comunità sia religiosa che, quando capita, anche le persone che vengono in vacanza, e fa una grande parte. Qua davanti ora avete l'amministrazione col sindaco Laccodo, l'avvocato Zino, l'assessore Condipotero, e fa piacere di averli qui insieme a noi, chiaramente. Davanti a noi un altro simbolo, il castello di Brolo. Il castello, che è appunto, insieme allo scoglio, come sempre detto, rappresenta il paese di Brolo, perché sono 2 simboli che rappresentano la forza di questo paese, che ha avuto dei suoi momenti giù, però si riprende sempre il suo posto. Ora vedete che la barca gira perché stiamo tornando indietro, e qui proprio è dove finisce il territorio di Brolo. Ed ecco, vedete questa partecipazione incredibile di queste barche, che fa piacere perché almeno fa sentire ripagati
gli sforzi che uno fa per fare riapprezzare quelle che sono le tradizioni. Ora, questa è la zona del paese che noi chiamiamo Malpertuso, e come vedete anche loro, sventolando quelle magliette, che sicuramente sono magliette bianche, fanno il saluto a questa bellissima processione, perché vi ripeto è una cosa molto sentita e speriamo che venga riapprezzata e che riprenda il suo posto in quella che è la storia del paese, anche perché il paese vive di queste tradizioni, perché dalle tradizioni poi si possono imparare tante altre cose sicuramente. L'ultima parte, o almeno la penultima del nostro percorso, ci avvicineremo per salutare per stasera lo scoglio, dove ci sarà sicuramente un saluto, sarà sicuramente accompagnato da un saluto da terra, probabilmente con un fuoco, e dopodiché ci accingeremo a tornare a terra, dove sicuramente troveremo una sorpresa che caratterizzerà ancora di più questa processione. Le due statue arriveranno a terra, assisterete comunque a uno spettacolo particolare. È stato un piacere, ringraziamo Bella Sicilia e Onda TV che ci accompagnano sempre in questa nostra manifestazione. Ringraziamo soprattutto i partecipanti che l'hanno fatta diventare una cosa particolare. Noi ringraziamo lei, il suo nome? Io sono Nino, faccio parte dell'Associazione della Marina, insieme a mio fratello gestisco la Nautilus, e ringrazio tutte le persone che ci hanno dato supporto in questa bella giornata. I complimenti a tutte le persone che hanno partecipato e soprattutto a tutte le persone che ci hanno dato una mano, ai nostri sponsor principalmente, al Comune di Brolo, all'assessorato allo sport, turismo e spettacolo, e tutti quelli che comunque ci hanno sempre pensato e ci hanno anche solo mandato un messaggio per dire noi ci siamo. Viva la festa della Marina! E viva la festa della Marina! Una preghiera finale.